Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con i dati del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, perché su un totale di 1142 test sono state riscontrate 2 positività al Covid pari allo 0,17%. Nel dettaglio, i 2 nuovi contagi sono emersi da analisi di 807 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,25%. Nessuna positività invece è riscontrata dai 335 test rapidi antigenici realizzati. Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona ricoverata in terapia intensiva, mentre negli altri reparti i degenti sono 9. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, 818 a Trieste, 2011 a Udine, 676 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti 93.557, i clinicamente guariti 5.641. Le persone in isolamento 4.471. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 107.478 persone. Tra questi fanno parte anche 1.213 da fuori regione. E adesso cambiamo argomento, parliamo di un software innovativo, è stato presentato oggi a Trieste, allora andiamo a vedere il servizio. Assessore Gibelli, un software per la valutazione degli impatti degli eventi in Friuli Venezia Giulia è stato presentato, ha una valenza di metodo come strumento, ma ci sono anche dei dati molto importanti per quanto riguarda il merito, cioè i risultati. Sì, assolutamente, noi abbiamo dei buoni risultati. Abbiamo dei buoni risultati e questi devono essere la base per raccogliere più finanziamenti privati, perché una volta che viene dimostrato qual è l'impatto, e in molti casi per i nostri grandi eventi c'è un fortissimo impatto mediatico che implica anche, ad esempio, pagine intere di quotidiani nazionali non a pagamento, che è un dato che va sottolineato, e per dimostrarlo anche agli altri soggetti pubblici che sostengono questi eventi. E quindi è uno strumento che diamo in mano agli organizzatori degli eventi per il loro fundraising, ai soggetti che sostengono i progetti culturali, ma anche gli eventi sportivi, ma anche le iniziative più prettamente turistiche e anche agli amministratori locali. Ho fatto cenno durante la conferenza stampa alla situazione degli assessori alla cultura comunali, che sono quasi sempre in trincea a difendersi i loro bilanci dal sindaco e dai colleghi di giunta. Purtroppo succede troppo spesso che come è capitato nella prima ondata pandemica, che vengano azzerati per paura tutti i budget destinati alle associazioni culturali e sportive. Questo non si deve fare perché uno deve sempre guardare in prospettiva quando gestisce bene comune e capire che se li ammazzi e dopo però non riesci a resuscitarli, devi aspettare che ne nascano di nuovi. E quindi io credo che questo sia un lavoro importante del quale sono molto orgogliosa, un'iniziativa, l'ho detto prima pubblicamente, è scaturita da un'esperienza che ha fatto Antonella Manca col professor Guido Guerzoni su un progetto europeo. È un software, non è un foglio Excel con le macro formule, questo lo sottolineo, il che vuol dire anche paradossalmente maggiore facilità di utilizzo. Cambiamo argomento per dire che
Presso il campo ostacoli di Palmanova, il reggimento Genova Cavalleria ha ospitato il primo concorso ippico militare sociale interregionale di salto ostacoli intitolato La medaglia d'oro il valor militare. Elia Rossi passa avanti. La prima edizione di questo appuntamento equestre, condotta con il patrocinio del Comando Forze Operative Nord, si aggiunge ai numerosi altri eventi organizzati nel corso dell'anno presso il centro ippico militare del reparto, nonché all'ormai tradizionale concorso ippico internazionale di completo, categoria 3 stelle, organizzato dall'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, in programma per il prossimo settembre. Inoltre, grazie agli ampi spazi offerti dalla struttura militare, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19, ha avuto luogo, seppur in forma ristretta, la cerimonia dell'alzabandiera a cavallo, accompagnata dalle note della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli. Successivamente si è data lettura delle motivazioni delle 2 medaglie d'oro al valor militare è stato decorazioni compiute durante i 2 conflitti mondiali, alla presenza del comandante di brigata, tra gli altri di Cavalleria Pozzolo del Friuli, generale di brigata Filippo Gabriele, e del sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. Cambiamo adesso argomento, ci trasferiamo a Monfalcone per un altro incontro. In questo caso il sindaco Anna Maria Cisinta ha ricevuto nel suo ufficio il professor Seraino, direttore dell'epidemiologia oncologica di Aviano, insieme agli assessori Luise e Cauci. L'attenzione per la salute dei cittadini è sempre alta e prioritaria, ha dichiarato il sindaco. Stiamo facendo molto per riqualificare il livello di vita e risanare le condizioni ambientali della nostra città, che evidenzia fragilità consolidate. In questa ottica è stato commissionato un monitoraggio per approfondire le casistiche che portano alla morte causata da leucemia, tumori alla vescica e melanomi. Il sindaco ha sentitamente ringraziato il professore per la sua sensibilità, la disponibilità e la serietà con cui ha accolto le preoccupazioni prestategli ed ha riconosciuto l'attenzione dell'amministrazione comunale verso un territorio che si vuole liberare da trend negativi attraverso strategie ricavate da studi di concessioni di causa e casistiche precise. Andiamo a chiudere, ci spostiamo a Trieste per dire che i 900 soldati triestini, goriziani, istriani e dalmati, caduti e dispersi in Russia nella Seconda Guerra Mondiale, sono stati ricordati oggi a Trieste nel corso di una cerimonia promossa dalla sezione giuliana dell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, in occasione dei 40 anni della posa del cippo commemorativo al Parco della Rimembranza, avvenuta il 21 giugno 1981. All'evento sono intervenuti, accanto al vicepresidente nazionale dell'UNIR, Giovanni Soncelli, e al presidente della sezione di Trieste Gorizia, Danilo Grattoni, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo, l'assessore comunale Angela Brandi, il presidente del Consiglio comunale di Trieste, Francesco Di Paola Panteca, il comandante del Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia, generale di brigata Andrea Bertocchi. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Chiaramente aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona serata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti